professor Fabio Pulisi è uno dei massimi esperti di carcinoma mammario a livello mondiale ed è coordinatore delle linee guida IOM sul carcinoma mammario metastatico, di cui si parla molto in questo ASCO 2025. Sì, assolutamente. Devo dire che oggi occuparsi di linee guida sta diventando sempre più complesso, questo grazie alle grandi opportunità e cambiamenti che occorrono appunto in questo ambito di patologia. L'ASCO 2025 si preannuncia molto interessante, soprattutto considerando che andremo ad abbracciare i diversi sottotipi, quindi partiamo dal sottotipo con malattia luminale, dove sarà presentato lo studio Serena 6, uno studio che si preannuncia anche rivoluzionario dal punto di vista dell'approccio, perché si anticipa la progressione clinica e radiologica attraverso un test di biopsia liquida per ricercare la mutazione di SR1. Altro studio molto interessante di cui aspettiamo i risultati, verranno presentati oggi pomeriggio, è uno studio di prima linea nella malattia triplo negativa. E in questo ambito sicuramente quello che sarà molto importante è dimostrare se la combinazione di un ADC, sacituzumab govitecan, con un'immunoterapia come pembrolizumab potrà davvero modificare la pratica clinica. È uno studio che è stato preannunziato come practice changing, quindi ci aspettiamo risultati molto interessanti. E in ultimo anche il sottotipo con la malattia R2 positiva, dove avremo i risultati dello studio ancora con un altro ADC che già conosciamo, ma che dovrebbe ottenere come dire, l'avallo per l'utilizzo in prima linea, che è il trastuzumab deruxtecan, e verranno presentati i risultati dello studio Destiny Breast 09, anche questi preannunciati positivi e quindi molto interessanti, con un vantaggio ovviamente per tutte le nostre pazienti. Professor Pulisi, ASCO 2025 porta il record di italiani che presentano in sessioni orali, a sottolineare il ruolo dell'Italia. Direi che è una conferma. L'Italia si colloca ai primi posti a livello mondiale per la ricerca oncologica, e questo ovviamente è un orgoglio per tutti noi, è un orgoglio per l'aspetto formativo. La scuola di oncologia italiana è una scuola molto forte, e oltre a questo mi piace anche ricordare che molti giovani italiani hanno ottenuto l'award da parte dell'ASCO, e questo ovviamente ci fa molto onore.